Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Valle Corsa in provincia di Frosinone, il comune, paese natale di Santa Maria de Mattias e città dell'olio. Si trova a 350 metri sul livello del mare e conta circa 2600 abitanti. Valle Corsa è anche riconosciuto come paesaggio storico rurale d'Italia. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Valle Corsa! E siamo all'incontro con il sindaco di Valle Corsa, Michele Antoniani. Siamo proprio qui nel cuore del paese. Allora, sindaco, ci presenti Valle Corsa? Valle Corsa è un paese della Ciociaria. Si trova in collina e il centro abitato è situato ai piedi del Monte Calvilli. Dal punto di vista geografico siamo in una situazione baricentrica rispetto alla città di Roma e di Napoli. La particolarità, secondo me, per una persona che arriva a Valle Corsa è sicuramente il panorama che può ammirare. C'è un paesaggio unico nel suo genere. C'è questa possibilità di poter ammirare tanti terrazzamenti che caratterizzano tutto il nostro territorio. Abbiamo centinaia di chilometri di muro a secco che sorreggono questi terrazzamenti che sono stati realizzati dai nostri antenati per la coltivazione dell'ulivo. Qui siamo proprio nel cuore, dicevo, e è molto significativa questa piazzetta perché Largo de Mattias, la vostra santa. Santa Maria de Mattias nasce qui a Valle Corsa nel 1805 e rimane a Valle Corsa in un periodo sicuramente difficile, qual era quello del brigantaggio, fino all'età di 29 anni, per poi andare nel 1934 ad Acuto, dove fonda appunto la congregazione delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo. Della gente che ha sofferto, perché qui veramente siamo sulla linea Gustav, quindi abbiamo avuto veramente una grande distruzione proprio delle abitazioni. Purtroppo sì, noi abbiamo subito una serie di bombardamenti. Il peggiore sicuramente è stato quello del 23 di gennaio del 1944, perché nessuno dei cittadini di Valle Corsa avrebbe mai potuto immaginare minimamente che si bombardava Valle Corsa, non aveva, diciamo, alcun senso apparentemente, e invece si trovava su una strada di passaggio, quindi un punto strategico per il rifornimento. Era di domenica del 23 di gennaio, fu distrutto credo l'80% del centro abitato e morirono oltre 100 persone. Qui non mancano i belvedere e un'altra caratteristica del territorio sono i pozzi nella parte bassa. Sono un'opera straordinaria che ci è stata tramandata dai nostri antenati. Avranno sicuramente oltre 1000 anni e un tempo venivano utilizzati perché Valle Corsa aveva una carenza idrica, quindi abbiamo sempre sofferto di penuria di acqua, fino a che nel dopoguerra non è stato poi realizzato l'acquedotto comunale che comunque ha tolto, diciamo, questo problema. Quindi le nostre nonne, le nostre mamme partivano dal paese, andavano giù per fare il bucato e poi la sera o il pomeriggio, quando tornavano in paese, portavano nei contenitori l'acqua che veniva utilizzata anche per scopi domestici. Sul territorio di Valle Corsa abbiamo ancora un cippo dell'antico confine. Ce ne sono diversi per la verità, perché noi siamo praticamente l'ultimo paese che apparteneva allo Stato Pontificio, poi dall'altra parte abbiamo il Regno Borbonico, quindi c'è anche questa possibilità di fare delle camminate, delle passeggiate e di poter apprezzare anche questo aspetto legato a questi cippi di confine. Sindaco, lascio a lei dire il perché, ma Valle Corsa è anche premio Oscar. Sì, Valle Corsa ha avuto un ruolo importante anche dal punto di vista della cinematografia italiana e non solo.
Già nel 1950 il regista Giuseppe De Santis ha pensato di girare alcune scene di un film qui a Valle Corsa, Non c'è pace tra gli ulivi, proprio tra i nostri uliveti incontrata Quicchi. Però poi nel 1960 Vittorio De Sica viene qui a Valle Corsa con Sofia Loren per girare alcune scene del film La Ciociara, che tutti quanti noi conosciamo e che poi ha dato la possibilità a Sofia Loren di ricevere l'Oscar. Questo ovviamente è avvenuto perché durante gli anni del 1943 e 1944 Moravia ed Elsa Morante furono ospitati da pastori di Valle Corsa per qualche mese all'interno dei pagliari, che erano delle strutture, diciamo, fatte con muro a secco in pietra e con la copertura di paglia, e quindi da lì poi il romanzo La Ciociara. Chiudiamo con un invito. Sicuramente l'invito rivolto a chi ci sta ascoltando a venire a Valle Corsa, a fare una passeggiata per il centro storico, sicuramente accogliente, bello da visitare, ma anche poter vedere, diciamo, questo panorama, questo nostro paesaggio unico, e poi gustare un po' della nostra cucina tradizionale, che comunque è molto, molto buona. Grazie Sindaco, noi adesso ci spostiamo per incontrare il parroco di Valle Corsa. Con Don Francesco Paglia presentiamo la comunità cristiana di Valle Corsa. Abbiamo anche un po' di fedeli qui in chiesa, una comunità molto viva. Siamo in una delle due parrocchie del paese e vi diamo il benvenuto da qui, che è la chiesa matrice per antichità e per storia del paese, dove il culto è incentrato molto probabilmente in maniera più forte intorno alla Madonna della Sanità, anche se il titolare della chiesa è San Martino. Cosa ci dice questo titolare? Ci parla della storia, di come la cristianità è arrivata grazie all'intervento dei monaci cassinesi, che hanno portato qui tutto quello che oggi ancora vive e si respira. Il culto cristiano qui a Valle Corsa affonda queste radici così antiche e ha visto la presenza di numerosi santi. San Leonardo da Porto Maurizio, francescano, che ha portato tutta quanta quella che è la devozione alla Via Crucis, lui che è venuto qui per curarsi, perché l'aria di Valle Corsa era buona. Dopo di lui San Gaspare del Bufalo, con la predicazione in quel periodo molto particolare dell'Ottocento, dove il brigantaggio stava facendo veramente tanta strage qui nel paese. Dalla sua predicazione Santa Maria de Mattias, che ascoltando e innamorandosi del sangue preziosissimo del Signore, ha deciso di dare la sua vita a Lui, e fondatrice delle suore adoratrici del preziosissimo sangue. In questa chiesa la Santa ha ricevuto il battesimo, e c'è il battistero proprio dove lei ha ricevuto il battesimo, e ha vissuto. La Santa, molto probabilmente più che in questa parrocchia, ha vissuto nell'altra di San Michele Arcangelo, dove il patrono principale, San Michele, era il centro del culto anche di tutto il paese, e il padre della Santa, che fu uno dei signori di festa dell'epoca, donò i calzari alla statua di San Michele. Quindi tante sono le vicissitudini, l'alternanza di personaggi illustri che hanno dato tanto alla spiritualità e alla ripresa del paese, che ha subito appunto la piaga del brigantaggio, la distruzione della Seconda Guerra Mondiale, il bombardamento, tutto quello che c'è stato anche come piaga morale delle marocchinate, quindi comunque tutte le cose che hanno ferito il paese sono state in qualche modo risanate grazie all'aiuto e all'intervento di tanti santi e uomini di fede che hanno veramente dato tutto per il paese.
San Michele Arcangelo, anche una bellissima chiesa e una festa molto sentita. Nonostante, dicevo, questa era la chiesa madre, il patrono del paese è stato eletto San Michele. Perché? Perché la sua festa nei secoli ha avuto veramente il calore e l'affetto di tutti quanti. San Michele Arcangelo come patrono è sentito come festa da tutti quanti. La statua molto bella è una statua del Settecento che comunque ha quella bellezza e quel calore che tutti quanti ritrovano in lui un protettore, un patrono. In questi periodi sia San Michele che la Madonna della Sanità sono stati molto venerati e pregati perché in un periodo di pandemia, quale stiamo vivendo, hanno fatto riscoprire la grande protezione e tutto l'influsso appunto che viene da loro, e la devozione del paese veramente si è ricentrata tanto. Questo è stato forte, anche se difficile appunto, come in tutte le parti del mondo che stanno vivendo questo periodo. Un'ultima domanda, Sì. qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Ma un messaggio è quello di ricentrarsi comunque sempre nel Signore, perché tutti i nostri santi ci fanno vedere qual è la centralità di tutto. Ecco, stiamo celebrando in questi giorni la festa di Santa Maria de Mattias, che questa santa veramente ci insegni la strada per seguire Gesù e trovare in Lui la nostra gioia e la nostra forza. Questo è il messaggio principale. Grazie al parroco, noi adesso ci spostiamo per scoprire alcuni piatti tradizionali di Valle Corsa. E adesso ci troviamo in uno dei luoghi più suggestivi di Valle Corsa, nel cortile della casa di Santa Maria de Mattia. Siamo con il professor Davide Mirabella perché qui abbiamo i piatti tradizionali del luogo e sono tanti. Allora, io inizierei con le signore, perché abbiamo le signore in abito tipico, no? Sì, allora la signora qui a sinistra indossa l'abito che si chiama muta, da cui deriva anche il verbo mutare, che significa vestirsi a festa. Invece l'abito della signora a destra è l'abito tradizionale, comune, diremmo quasi giornaliero, va bene? E la signora la vediamo che sta lavorando all'ercolaio, che nel nostro dialetto si chiama anigno. Logicamente indossano le cioce, no? Naturalmente il calzare che poi ha dato il nome a tutta quanta la nostra regione, il nostro territorio, la nostra provincia, la ciociaria, un calzare che era forse l'unico che si usava nei tempi passati e credo che anche fino alla metà degli anni 50 del secolo scorso. Iniziamo il nostro itinerario enogastronomico, poi abbiamo anche l'olio, tante cose insomma. Sì, qui naturalmente c'è l'imbarazzo della scelta, però io vorrei sottolineare principalmente alcuni dolci o alcune particolari pietanze che caratterizzano un po' la nostra cultura. La più importante a mio avviso è quella che sta lì dove ci sono raffigurate una figura femminile e un gallo. La figura femminile si chiama pupetta e invece il gallo si chiama cirro. Hanno una valenza simbolica e loro vengono confezionati solamente per il giorno di San Marco, il 25 di aprile, perché quello è un dolce che viene portato in processione per poi essere benedetto dai bambini. Originariamente quello era un dolce propiziatorio perché indicava, come dire, l'auspicio di una maggiore fertilità per la stagione estiva che stava per arrivare. Altra cosa invece sono queste che vengono chiamate le ciambelle, letteralmente non ciambelle, ma ciambelle con la S iniziale. Sono un dolce caratteristico dei giorni festivi. Quegli altri invece si chiamano scazzotti, anch'essi sono dolci festivi. Magari hanno una valenza più che altro carnevalesca, insieme a questi altri che si chiamano i cecamariti. Invece per quanto riguarda le altre pietanze, quella più antica e più unica è la pigna, che si chiama tortero nel nostro linguaggio dialettale. Per quanto riguarda un altro piatto tipico casareccio è la minestra, noi la chiamiamo la manesta. È una zuppa di fagioli e pane. Come anche importante è questo piatto qua, noi la chiamiamo pettala, non credo che abbia
un rispondente in italiano, perché questa è confezionata con della pasta fatta con acqua e farina, poi viene tagliata tipo pappardelle, insomma un pochettino più sottili, fettuccine, va bene? E viene cotta con i fagioli ed è un piatto straordinario. Poi abbiamo i fini fini. Poi abbiamo i fini fini. Beh, i fini fini è anche una caratteristica pure nostra, se non altro per l'abilità con cui le nostre donne riescono a tagliarli così sottili, ecco perché sono fini fini. Poi sono conditi con le interiora delle galline, dei polli e soprattutto con gli uovetti piccoli della pigna che ancora deve formarsi. A Valle Corsa la pastorizia è importante fin dall'antichità e qui non potevano mancare i formaggi. Certo, non poteva mancare quello che è il formaggio per eccellenza di Valle Corsa, il marzolino. Il marzolino è un formaggio confezionato in particolar modo con il latte di capra. È particolare perché ha un senso piccante che ti invita a bere un bicchiere di vino di più, naturalmente, no? Il nostro vino non è un vino eccezionale, però si fa bere abbastanza volentieri. Non potevano mancare le verdure e tra queste verdure quella che maggiormente caratterizza un po' la nostra cucina è la pastinaca, un tubero selvatico, e accanto alle pastinache ci sono i tabbi, ovvero la vitalba. Questo è un piatto, un lesso di pecora. Vedo anche le olive poi. E le olive, beh, quando parliamo di Valle Corsa, lasciatemi dire con questo accento un po' campanilistico, non possiamo che parlare di olivo, perché il nostro olio è di una particolarità eccezionale. Il nostro impianto su tutto il territorio è unico in tutta Italia, è la carboncella, che raramente si trova in altre parti. Poi naturalmente accanto a queste cose ci sono, vabbè, i fichi secchi non sono una peculiarità nostra di Valle Corsa, però guardate con quanta cura li hanno confezionati i nostri contadini. E poi abbiamo le padelle qui, E no? poi le padelle, una volta era il piatto dei poveri, acqua e farina, si faceva presto un impasto un po' liquido e della padella con l'olio naturalmente si friggevano e calde sono di una bontà unica. Chiudiamo con un invito a venire qui a Valle Corsa nel dialetto locale. E noi aspettiamo quando vi pare. Unite io a Valle Corsa che parliamo del dialetto vallecorsano. Grazie professore, noi adesso ci spostiamo, raggiungiamo Suor Elisa per conoscere ancora di più la figura di Santa Maria de Mattias. Con Suor Elisa Iori andiamo a scoprire la figura di Santa Maria de Mattias e qui ci troviamo proprio all'interno della prima casa che la Santa ha fondato. Questa è stata la prima casa che lei ha fondato, diciamo, perché c'era bisogno della scuola e proprio Santa Maria de Mattias è stata, diciamo, la persona che ha riabilitato la donna in quei tempi, perché lei ci teneva tanto che le fanciulle frequentassero le scuole. E infatti nell'arco della sua vita, lei ha cominciato nel 34, dal 34 al 66, quando è morta, già contavano 67 scuole, perché allora c'era questo analfabetismo, per cui i sindaci, i vescovi richiedevano molti queste maestre, perché forse sentivano parlarne, ormai avevano acquistato un certo prestigio, una certa fama, diciamo così. Però queste maestre venivano guidate, lei con la cavalcatura andava a visitarle, raccomandava le poverette e poi ci teneva tanto ad aprire le case nei luoghi dove c'era più povertà e paesi più poveri, nei posti più sgabbrosi. E per di più lei non aveva certamente la macchina, no? Andava con la cavalcatura e anche andando verso Morino ha trovato la neve, ha trovato il buio, è arrivata là di notte, si racconta qualche miracolo un po' particolare. Lei ha fondato anche le adoratrici del sangue di Cristo. Ecco, lei invitata dal vescovo di Ferentino, era già, diciamo, d'accordo con Merlini e con altri missionari del Preziosissimo Sangue e quindi invitata da questo vescovo è partita, prima ha scritto
una bellissima lettera al vescovo e ha fatto vedere le sue intenzioni. Dice: io vado ad Acuto non solo per fare scuola, ma anche per fondare un istituto. E qui poi abbiamo la casa natale. Sì, qui c'è la casa natale e non solo, che sta proprio di fronte a noi. Poi da lì a 9 anni è passata all'altra casa. La sua infanzia è stata un'infanzia, diciamo, molto curata a livello religioso, perché anche il genitore, il papà, raccontava la Bibbia e lei diceva ancora: papà, racconta ancora, ancora. Quindi era assetata di Dio. Poi abbiamo l'età critica, però lei ha cercato qualche cosa di più grande. E quando si è incontrata con il fondatore dei missionari San Gaspare del Bufalo, da lì è venuta la scintilla di cambiare vita, di donarsi tutta al Signore. Lei amava il crocefisso. Ecco, avete centrato proprio bene. Amava il crocifisso, giustamente, perché è la nostra salvezza, no? È tutto per noi. E poi da questo crocifisso è uscito il sangue, questo sangue che è stato completamente versato per la conversione dei peccatori. E qui è tutta la nostra spiritualità. Ecco perché noi ci chiamiamo adoratrici del sangue di Cristo. Forse giù avete visto a quella casa dove lei è andata ad abitare, avete visto qualche chitarra, avete visto una bambina, il papà seduto vicino al caminetto, ancora una ragazza che si specchia, perché da quello specchio, da quel momento, lei viene proprio presa completamente e dietro c'è il quadro della fondatrice, della Madonna, e sembra che le voglia dire: vieni a me, queste parole che lei ha detto, ha scritto. Bene, grazie Suor Elisa, quindi noi continuiamo il nostro itinerario e adesso andiamo a scoprire un'altra eccellenza di Valle Corsa, ovvero i muretti a secco. E con il dottor Ernesto Migliori della cooperativa La Carboncella di Valle Corsa andiamo a scoprire una delle eccellenze del territorio, i muretti a secco, che stanno ricevendo tantissimi riconoscimenti negli ultimi tempi. Io vi do il benvenuto a Valle Corsa, senz'altro, e questi muretti a secco risalgono a circa il 1327 e sono citati negli statuti comunali di Valle Corsa. Nel 2016, insieme con l'amministrazione comunale di Valle Corsa, la Carboncella e l'amministrazione hanno fatto un dossier da presentare al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di Roma, chiaramente. A seguito di questo dossier abbiamo ricevuto un decreto ministeriale che ci include nei paesaggi rurali storici d'Italia. Questo è stato un bellissimo riconoscimento, tant'è vero che in seguito si è fatta vedere anche la FAO interessata a questo tipo di paesaggio, quando sono venuti circa 27 stati del mondo a visitare questo paesaggio storico rurale. Come bene immateriale già siete inseriti nell'UNESCO. Come bene immateriale sì, infatti l'arte del muro a secco, ovvero delle macere, così come si chiamano qui a Valle Corsa, è stata inserita nel 2018 dall'UNESCO e questa cosa, diciamo, ci ha comportato il fare alcuni corsi con dei ragazzi anche dell'università sia di Roma 3 che dell'università di Cassino, che hanno partecipato a questi nostri corsi per istruire i ragazzi a farli veramente in muro a secco con il nostro maceratore Attilio Di Fabio. Lui è un mastro maceratore intorno ai 75 anni e da sempre lui fa questo mestiere. E noi ci avvaliamo della sua maestranza appunto per far sì che vengano fatti questi corsi e viene reistituito un mestiere antico che oggi può sembrare anche moderno, quindi il concetto di un'antica modernità. E se abbiamo questi uliveti lo dobbiamo anche a questi muretti? Senz'altro, perché questi muretti hanno una molteplice funzione. Intanto il muro a secco è l'unica opera muraria che contiene in sé un ecosistema. Come si può vedere ci sono delle piante in mezzo al muro a secco che crescono spontanee, come ci sono degli animaletti che noi al momento non riusciamo a vedere, ma all'interno possono esserci lumache, serpenti, nidi di uccelli, larve, diciamo una molteplice flora e molteplice fauna. Poi il muro a secco ha un'altra caratteristica, anche se non sembra, ma quando il sole batte sulle pietre,
o il vento batte sulle pietre, si crea una condensazione dell'umidità che trasporta il vento, che viene poi rilasciata all'interno della terrazza stessa, che è retrostante al muretto, quindi soffre di meno anche la siccità la pianta. È una pietra abbastanza dura questa, Sì, no? questa è una pietra calcarea abbastanza dura, anche se diciamo ha delle faglie che quando si batte con il martello viene spaccata abbastanza in maniera precisa. Però ecco, come possiamo vedere, il mastro maceratore è un lavoro di molta fatica. Parecchie persone diciamo sono un po' scettiche a farlo proprio per questo motivo, però io penso che stando in quest'ambiente e avendo la natura che sposa appunto le pietre che sono dentro il paesaggio, rimane come se fosse una cosa veramente creata dalla natura stessa e non si riesce a percepire dove c'è la mano dell'uomo o meno, anche se si vede a vista d'occhio. Grazie, quindi noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Valle Corsa. E con la direttrice Lucia Rossi andiamo a presentare il museo di Valle Corsa e qui c'è molta della storia del luogo. Sì, certo, intanto benvenuti nel Museo Demo-Etno-Antropologico di Valle Corsa. E ha detto bene perché questo museo riesce a ricostruire e a restituire ai visitatori il vissuto proprio della comunità di Valle Corsa. È un museo molto particolare, come tutti i musei demo-etno-antropologici, perché restituiscono gli scenari quotidiani della vita nei campi, del focolare domestico, dei culti anche e di tutte quelle connotazioni che poi danno origine ai valori simbolici in cui la comunità si riconosce. Ora noi ci troviamo nella sala dedicata al lavoro nei campi. Dovete sapere, Valle Corsa è stata connotata da sempre da una carenza endemica di acqua, quindi anche le coltivazioni, le colture tipiche di questa zona riportano questa caratteristica, quindi si rifanno a produzioni che richiedevano poca acqua, quindi parliamo della coltivazione dell'ulivo e soprattutto del lino. Ed ecco perché ci troviamo di fronte a questo straordinario telaio, un telaio a pedale. La tela che vedete si trova sul Subbio è una tela prodotta in questi giorni praticamente. In più noi, legata alla presenza del telaio, abbiamo tutta una serie di strumentazioni che erano connessi alla lavorazione del lino, tra cui un pettine separatore che è veramente una rarità. La seconda sala è dedicata all'altra arte tipica di Valle Corsa. Le ricamatrici di Valle Corsa sono espertissime e utilizzano dei punti veramente molto difficili. Noi ci teniamo molto a questo tipo di pratica perché ha rappresentato agli inizi dell'Ottocento anche un modo utilizzato dalla Santa Maria de Mattias per emancipare le donne vallecorsane. Qui abbiamo una riproduzione fatta da una delle allieve che tuttora frequentano la scuola di ricamo istituita da Maria de Mattias, che è la Santa Croce. Si tratta di un pezzo di lino che riporta i ricami delle lettere dell'alfabeto, quelle che Maria de Mattias utilizzò per insegnare a queste ragazze ad affermare la propria identità in una società che non voleva dare loro spazio. Grazie, quindi tanti motivi per venire qui a Valle Corsa. Noi vi salutiamo. Per tutti gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Valle Corsa in provincia di Frosinone e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!